Ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera e benvenuti. Altra giornata difficile per l'Europa, con il greggio a $100 al barile, riflettori puntati sul conflitto in Medio Oriente, che vede un peggioramento proprio delle dinamiche di crisi. Nominato la nuova guida suprema, sicuramente Donald Trump e Netanyahu detteranno le prossime direzioni a livello internazionale. Ma prima di vedere la chiusura delle borse europee, sguardo puntato su quello che accade oltreoceano. Lo Standard & Poor's prosegue con un meno 0,33 a 6.718, Dow Jones meno 0,73, 47.152, Nasdaq 24.634, sostanzialmente stabile con un meno 0,04, l'indice invece di volatilità VIX scende del 7,77 a 27,20. Vediamo che il comparto Forex, il dollaro si avvicina ai 100 ma rimane comunque sotto a 99,035 con un più 0,18, il rapporto euro-dollaro scende dello 0,19 a 1,1593, sterlina contro il dollaro scende dello 0,04 a 1,3398. Ovviamente in questo marzo 2026 il comparto delle commodities sono sotto i riflettori di tutti, risparmiatori e investitori, e non solo. Vediamo che l'oro si risparmia, l'oro si conferma un bene rifugio per eccellenza, $5.108 per once, in discesa però dell'1,23. Vediamo che nella giornata di oggi il petrolio, il greggio, ha superato i $100 al barile, in questo momento è 95,35 con un più 4,49%. Grandi interrogativi su quelli che possono essere le prossime mosse sul comparto del gas e anche comparto energetico. Vediamo quello che sta accadendo invece sul fronte obbligazionario, l'andamento dei titoli di Stato decennali. Partiamo da quello americano che ha noto 4,13 con un meno 0,14, l'indice invece tedesco più 0,19, 2,86, l'italiano 3,63 con un risultato finale che porta lo spread BTP Bund a 76,76 con un più 0,41%. Ovviamente occhi puntati anche su quello che accade alle valute digitali. Il Bitcoin scende a 68.830 ma prova a recuperare con una percentuale colorata di verde con un più 4,33, positivo anche l'Ethereum con un più 4,52 al 2025. Vediamo subito insieme la chiusura delle borse europee. Partiamo dall'indice parigino CAC 40 che chiude in negativo con un meno 1,04% a 7.910, l'Ibex 35 invece chiude a quota 16.944 con un meno 0,76%, chiusura negativa anche per il DAX 40 con un meno 0,83 e 23.394 come quota punti. L'indice invece londinese UK 100 chiude in negativo dello 0,20% a 10.263, con lo Stoxx 50 che si deprezza dello 0,68 a 5.681, ma vediamo una notevole flessione anche del nostro indice italiano, il FTSE MIB Piazza Affari, che chiude questo 9 marzo 2026 in negativo dello 0,38 a quota 43.986 punti. Era quindi questa la panoramica, l'overview dei mercati. Grazie per essere stati con noi, a presto. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.